La parola d'ordine è rimboccarsi le maniche ed imparare una professione nuova. L'opportunità la dà il comune di Mogliano Veneto che, attraverso un bando provinciale, ha dato il via al progetto Rielabora. Una decina di persone disoccupate, con famiglie in difficoltà ma seguite dai servizi sociali, sono state selezionate e presto verranno inserite nelle aziende del territorio. Avranno la possibilità di fare un tirocinio da 3 a 6 mesi. Abbiamo la possibilità di fare un tirocinio, lo paghiamo noi, la provincia paga l'assicurazione e speriamo che poi l'azienda possa assumerlo. I settori ovviamente sono i più disparati, le persone dovranno davvero imparare un mestiere totalmente nuovo. Insomma, chi ha perso il lavoro, dice il sindaco, deve rimettersi in gioco. Tra l'altro, i disoccupati che verranno selezionati dovranno aver fatto un percorso di formazione al lavoro. Per esempio c'è opportunità nel mondo dell'agricoltura, da lì bisogna imparare a fare anche gli imprenditori agricoli. L'appello della provincia è che altre amministrazioni comunali prendano esempio. Ogni iniziativa per aiutare chi è senza lavoro è ormai vitale. Mi auguro che questa iniziativa che la provincia ha messo in campo possa veramente essere in qualche misura presa a buon esempio da altre amministrazioni del territorio della nostra realtà, perché favorisce appunto il vero inserimento dei lavoratori che sono in difficoltà e che rischiano di essere un po' emarginati. Tra l'altro, questo progetto permette alle aziende di poter avere una forza lavoro in più per almeno 3 mesi a costo zero e in questo momento di grave crisi è un incentivo non da poco. Le associazioni di categoria hanno aderito all'iniziativa, ora la parola passa proprio alle aziende del territorio.